Questa è Ottana, e quella è la chiesa di San Nicola, vedi là su in cima. Ti va di Bella. salire? Sì, Andiamo? certo. Dai. Eccola qui, San Nicola. Vedi, San Nicola si impianta su una chiesa preesistente, probabilmente alto medioevo. La diocesi di Ottana è documentata, pensa, dal 1112. Apparteneva alla curatoria del giudicato di Torres e si trovava al centro di un territorio molto popolato. Ed era un'importante sede vescovile con una giurisdizione su margine, oceano, Dore. E poi decadde per, insomma, cause che non si conoscono. E nel 503 la diocesi fu soppressa, poi trasferita ad Alghero. Vedi che l'impianto si vede dalla forma, dal colore in stile romanico pisano, Sì. come poi ci sono tante altre chiese in realtà di questo tipo nella zona. E questa pietra come si chiama? È trachite, tutta la chiesa è costruita proprio in blocchi di trachite che sono di diverso colore, però sono squadrati, sono alternati in modo rigoroso, lo vedi, senza interruzioni, sono secondo dei filari molto precisi. La facciata è divisa in 3 ordini di false logge che sono date proprio da arcatelle su lesene. E negli specchi mediani del primo e del secondo ordine si aprono poi il portale che ha un architrave con arco e bifora. Poi c'è un terzo ordine di arcatelle dove le arcatelle sono 5 anziché 3. E poi ci sono gli specchi che ospitano dei bacini ceramici, li vedi quelli in alto? Ah, sì. Di colore verde, acido, Ah, venato di giallo. e quella è ceramica. Ceramica.